Bene, buongiorno a tutti, benvenuti a questo nostro incontro. Brevissima presentazione, io sono Giuseppe Zerbetto e sono il giornalista responsabile dell'ufficio stampa dell'Ascom Confcommercio di Padova. Direi di entrare velocemente, anche perché i webinar hanno questa caratteristica di essere molto produttivi. D'accordo, entriamo, dicevo, nel merito. È realizzato da Ascom Confcommercio Padova, Asso Franchising e Fidimpresa e Turismo Veneto. Il webinar Pink and Go, il futuro delle imprenditrici corre col franchising, è un'iniziativa pensata e dedicata alle donne d'impresa, ma direi non solo, nella provincia di Padova e ribadisco non solo, e che punta ad offrire una prospettiva al comparto femminile che proprio in questo periodo sta pagando il conto probabilmente più salato della pandemia, che ha colpito duramente proprio tra le fila delle donne, imprenditrici e no. Però è anche un'occasione, direi, per guardare al domani. Può sembrare un azzardo, mentre siamo ancora in piena pandemia e la campagna di vaccinazione deve ancora fare i conti, un giorno sì e un altro pure, con ritardi e ritiri di lotti, ma giusto ieri l'Istat ha certificato che la produzione industriale a febbraio è cresciuta dello 0,2%, trainata dai beni di consumo. Un traino che, se non fosse per l'abbigliamento e le raffinerie, rischiava di essere prossimo allo 0%, e ancora almeno 0,6%, ma molto distante da quel meno 2,6% indicato dagli osservatori. Per farla breve, le prospettive, sperando che i servizi e soprattutto il turismo possano ripartire, sembrano essere buone o comunque non così cattive, per cui guardare al domani direi che diventa obbligatorio. Per affrontare l'argomento, oggi sono con noi Alberto Cogliati, che è il segretario generale di Asso Franchising, da 50 anni peraltro sul mercato, che ci parlerà dello stato dell'arte del franchising in Italia e del ruolo delle donne. Abbiamo poi Silvia Dell'Uomo, che è la vicepresidente dell'Ascom Confcommercio di Padova, che interverrà su servizi a supporto dell'avvio d'impresa. Quindi Serena Dalbello, referente di Fidimpresa e Turismo Veneto, il Confidi di Confcommercio Veneto, che ci parlerà dell'accesso al credito nell'avvio dell'impresa, e poi due testimonianze. Quella di Francesca Isnardi, che è Marketing Manager di Expense Reduction Analysts, e quella di Roberta Vanzetto di Zooplanet, che è collegata con noi dal Brasile, dove sono le 5:30 del mattino, per cui di conseguenza levataccia, d'accordo, anche se penso che sia una cosa normale per lei. Ecco. In regia saremo seguiti da Silvia Zanellato, che è la responsabile dello sviluppo progetti aziendali di Ascom Servizi SPA, che raccoglierà anche le eventuali domande di chi ci sta seguendo, le accorperà per argomento, in modo così da approfondire talune tematiche che potranno emergere nel corso dell'incontro. A Silvia però chiedo subito se può offrire a chi ci sta seguendo qualche utile informazione su come stiamo procedendo e come procederemo. Prego Silvia. Sì, grazie Giuseppe. Lascio semplicemente un'indicazione operativa su quello che è la possibilità di fare domande. Vedrete in basso, sia voi spettatori che relatori, la possibilità di una piccola iconcina che si chiama D&R, che sta per domande e risposte. Potrete scrivere lì le vostre domande, alcune risposte potranno anche essere fornite qui in diretta durante l'evento, poi eventualmente lasciando il vostro nome, noi lo vedremo, vi risponderemo privatamente. Sappiate che poi i materiali dell'evento, le slide, le presentazioni vi verranno fornite, così come i link per rivedere l'evento qualora ci fossero degli elementi interessanti. Adesso io ritorno la parola a Giuseppe Zerbetto, però per qualsiasi cosa potete scrivere appunto nello spazio debito delle domande e risposte. Molto bene, esaurita la parte introduttiva, partiamo con gli interventi e partiamo con Alberto Cogliati, che come dicevo è il segretario generale di Asso Franchising. Prego Alberto. Sì, buongiorno e ben collegati anche da parte mia. Io mi limiterò a fare una brevissima introduzione, quindi vi prenderò solamente qualche minuto perché gli attori, anzi le attrici protagoniste di questo evento
saranno le persone che parleranno dopo di me, e non mi riferisco solamente alle colleghe di Confcommercio di Padova e alla collega di Fidimpresa e Turismo Veneto, ma soprattutto a Roberta e a Francesca, che rappresentano le loro aziende oltre che a se stesse, ma credo che saranno assolutamente in grado loro di presentarsi meglio di come posso presentarle io. Una piccola contestualizzazione in merito al franchising. Il franchising è un modello di business che viene stabilito attraverso un contratto fra due parti, dove una concede all'altra un insieme di diritti come marchi, denominazioni, brevetti, know-how, assistenza, consulenza. Diciamo che una parte, che è il franchisor, concede all'altra parte, che è il franchisee, che si chiama anche affiliato, che viene inserito in un sistema di rete articolato su tutto il territorio nazionale, con lo scopo di commercializzare appunto i beni e i servizi dell'azienda. Noi come Asso Franchising che cosa facciamo? Noi offriamo a queste aziende associate contratti d'affari, consulenze, convenzioni, agevolazioni e soprattutto uso del marchio, che per me rappresenta non solo blasone, senso di appartenenza e riconoscibilità, ma anche una grande famiglia. Io credo che attraverso il franchising, credo anzi che il franchising sia una leva determinante per la ripresa del paese, con diciamo un'unione di intenti e una collaborazione di forze in gioco molto importanti. E in relazione alle forze in gioco sul territorio nazionale, le forze in gioco proprio del franchising sono importantissime, perché noi attraverso l'ultimo rapporto Asso Franchising Italia 2020, ma che si fa riferimento al 2019, quindi prima della pandemia, strutture, tendenze e scenari, noi contavamo circa 900 franchisor, quindi insegne a livello nazionale, con oltre 25 miliardi di fatturato, con 50.000 punti vendita e oltre 200.000 addetti. E in questo mondo le donne hanno sempre avuto un ruolo fondamentale, predominante, ancora oggi molto più di ieri, perché vedete, le donne oggi vedono il franchising non solo come una formula di autoimpiego, o perché la precedente attività lavorativa o la precedente professione non soddisfa più, ma perché, ahimè, soprattutto le donne in questo periodo qui sono state spesso oggetto di licenziamento. Non lo dico io, l'abbiamo letto su tutti i giornali e sono venute fuori delle statistiche purtroppo molto dure in relazione a questo evento. E nel mondo del franchising, soprattutto in relazione ai numeri che ho appena esposto, le donne rappresentano il 35% di queste attività, ben superiori, per esempio, rispetto al dato nazionale delle attività produttive, che invece si attesta solamente al 22% come dato nazionale. Un dato negativo, ma dopo credo che Serena possa intervenire in relazione al suo intervento. Solo il 20% delle donne riesce a far fronte al credito, quindi all'accesso al credito, proprio per entrare come franchisee all'interno di questo mondo. Poi dobbiamo tenere in considerazione che le donne in questo periodo qui sono state menzionate più volte con degli esempi virtuosi, con un'attività acclarata importante, perché questa cosa l'ho già citata in una mia recentissima intervista radiofonica. Per la prima volta, qualche settimana fa, a capo dell'Organizzazione Mondiale per il Commercio, quindi WTO, è stato inserito un direttore generale donna che prima faceva l'economista, e quando faceva l'economista lei diceva che alle donne vengono affidati ruoli di leadership solo ed esclusivamente quando le cose vanno davvero male. Adesso non credo che fosse solo una frase, diciamo, autoreferenziale, ma credo che le donne in questo periodo qua siano stati veramente in grado e capaci proprio di affrontare questo mercato. E ieri su tutti i giornali italiani
c'è la notizia che per la prima volta in Italia a capo della CNR è stata nominata direttamente dal ministro dell'istruzione una donna a capo della CNR, che a beneficio di tutti è il Consiglio Nazionale delle Ricerche, che è il più grande ente pubblico di ricerche italiane. Quindi qui concludo spiegando che credo che le donne in questa fase abbiano veramente una marcia in più, perché vedete, prima della pandemia, quindi in un altro mercato che sembra lontanissimo ma è veramente molto vicino a noi, nel passato si interveniva spessissimo nelle nostre dinamiche attraverso il nostro mondo con la qualità, ma oggi la qualità non è più un vantaggio competitivo. Oggi la qualità è un obbligo, è la fiducia il vero vantaggio competitivo, e credo che le donne siano oggi in grado proprio di esternare questa fiducia, perché secondo me in questo periodo qua hanno dimostrato grande pragmatismo, organizzazione e soprattutto molta efficacia. Bene, grazie Cogliati. Aggiungerei che da ieri anche il nuovo direttore di Reuters, l'agenzia di stampa internazionale, è una donna, d'accordo, peraltro italiana. Detto questo, Silvio Dell'Uomo, che è vicepresidente dell'Ascom Confcommercio di Padova, grandi battaglie sotto il profilo anche della rappresentanza femminile, d'accordo, che ci parlerà adesso dei servizi a supporto per l'avvio dell'impresa. Prego Silvia. Grazie. Infatti, buongiorno a tutti e grazie a tutte le persone che sono collegate con noi oggi per questo webinar che ritengo molto interessante per chi vuole affacciarsi in questo settore. Apro una piccola parentesi, sono contenta di quello che avete detto, che ha sottolineato il mio collega di webinar Alberto. Noi puntiamo a quando la notizia sarà un semplice avvicendamento e non bisognerà più dire una donna è diventata capo di questo, capo di quello. Sarà una semplice notizia di avvicendamento. Il nostro obiettivo è proprio quello. Per quello che riguarda nello specifico oggi, noi come Ascom Servizi abbiamo appunto un ventaglio di servizi, offriamo ai nostri associati, sia per far nascere un'impresa che per farla crescere con successo. Uno dei nostri settori più importanti, di più rilievo, è quello proprio dei bandi, sia regionali che nazionali. Sappiamo che l'accesso ai bandi è difficoltoso, però sappiamo anche che è molto molto importante, perché può fare la differenza tra riuscire magari ad aprire o anche no. E comunque se si scelgono di volta in volta quelli più opportuni, si riesce ad incidere in tutte le fasi poi della crescita di un'impresa. Ne abbiamo, li intercettiamo, li gestiamo, ne abbiamo diversi in corso anche in questo momento. Per esempio, non so, quello della trasformazione o digitalizzazione dei processi produttivi, che non occorre dirlo, adesso è indispensabile, essenziale per non essere lasciati da parte, per essere al passo con i tempi. E poi c'è quello per l'internazionalizzazione delle imprese in un mercato globale che non ha più confini. È chiaro che però bisogna sapersi approcciare a un mercato estero, sapere come muoversi, avere i fondi per riuscire a farlo. Uno nuovo che è molto interessante è il Fondo per le Nuove Competenze, che è un fondo pubblico cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo e che è nato e pensato proprio per contrastare gli effetti negativi sull'economia che ha la pandemia, che ha tuttora, che ha avuto e che ha tuttora. E si tratta in sostanza di adeguare le competenze dei dipendenti trasformando una serie di ore di lavoro in appunto formazione. Questo naturalmente mi dà l'aggancio per parlare di un altro settore nostro fortissimo che è proprio la formazione. Ascom Servizi somministra più di 12.000 ore all'anno di ore formative, ma sappiamo che adesso è indispensabile. Noi gli diamo proprio il peso, lo spazio, l'importanza che merita, perché è una follia pensare di fare impresa oggi senza essere formati ed informati. Poi c'è per esempio anche la gestione delle risorse umane. Sappiamo che gestire i dipendenti da un punto di vista legislativo è difficilissimo, perché le normative sono sempre più stringenti, sempre più numerose, alcune non hanno neanche logica, insomma diventiamo matti per seguirle. Ma anche bisogna creare un ambiente di lavoro favorevole, bisogna saperli gestire nel senso più ampio del termine, per rendere poi il tutto anche più produttivo. Questo naturalmente mi aggancia al welfare.
che è un altro dei nostri settori importanti, anche perché il welfare ha preso molta importanza negli ultimi anni. Le aziende sono consapevoli che un ambiente di lavoro migliore rende appunto più produttivo l'attività stessa, quindi conviene investire, conviene dedicarci tempo e risorse, perché porterà a molti risultati. E uno dei classici settori è quello della contabilità, però sappiamo che detto in parole povere bisogna che i conti tornino, se no non si fa niente. Ma oltre a questo ci vogliono anche gli esperti fiscali che abbiano competenze e conoscenze per farci cogliere delle opportunità di sviluppo e di crescita. Bisogna insomma avere a fianco veramente una rete di professionisti in tutti i vari settori che poi compongono la nascita e la vita delle imprese. Qui noi siamo, direi, molto attrezzati, mettiamo in campo veramente tutti gli strumenti che possono far sì che poi un'impresa nasca e non muoia subito, perché purtroppo c'è anche questo fenomeno, che se non si è preparati, non si hanno gli strumenti adeguati, si rischia di aprire ma poi di non riuscire a portare avanti l'azienda nel migliore dei modi. Ecco, qui io ho finito proprio questa un po' visione di insieme dei nostri servizi che sono molti di più e si possono vedere ovviamente nel sito di Ascom Servizi. Visto che appunto siamo in un ambito di webinar declinato al femminile, permettetemi di citare uno dei principi ispiratori e che è una chiara presa di posizione del World Economic Forum di Davos del 2020, che dice: crediamo in un mondo in cui uomini e donne hanno pari dignità e opportunità, ma non solo come partecipazione, ma anche di vita, perché è lì che dobbiamo ovviamente puntare. Quindi il mio invito anche a chi ci ascolta: donne, fate impresa, facciamo impresa, perché il mondo del lavoro per uno sviluppo armonico ne ha veramente bisogno di noi. E qui passo la parola a chi viene dopo di me. Grazie. Grazie Silvia, grazie anche per la disamina e direi che soprattutto una battuta che Silvia ha fatto ci introduce nei confronti di Serena Dalbello, che è la referente di Fidimpresa e Turismo Veneto, ed è stato quello di dire che l'impegno anche dell'associazione è rivolto non solo perché un'impresa nasca, ha detto Silvia giustamente, ma perché poi prosegua. Ma per proseguire spesso e volentieri direi che c'è bisogno del credito e spesso e volentieri, e non volentieri, insomma, sul credito cominciano le dolenti note. Prego Serena. Buongiorno, grazie per questo bel appuntamento che crea condivisione, informazione e anche opportunità. Sono Serena Dalbello, referente della filiale di Padova di Fidimpresa e Turismo Veneto. Fidimpresa e Turismo Veneto è la prima cooperativa di garanzia del sistema Confcommercio e Confturismo della regione Veneto. Ma cos'è una cooperativa di garanzia, detta anche Confidi? È un organismo istituito per offrire una garanzia accessoria e quindi per favorire, come si diceva appunto, l'accesso al credito da parte delle imprese associate. In Italia le prime realtà di questo tipo sono state costituite alla fine degli anni 50 e sono espressione quindi delle associazioni di categoria imprenditoriali e si basano su principi di mutualità e di solidarietà. Lo scopo primario è quindi quello di agire da garante per il credito delle piccole e medie imprese, di agevolare le pratiche per la concessione di contributi in conto capitale o a fondo perduto, di cui hanno già fatto cenno Silvia Dell'Uomo, e di consigliare. A tal fine ogni singola filiale del nostro Confidi mette a disposizione dei soci un team di esperti per consulenze finanziarie e creditizie, supportando quindi le imprese nelle scelte più opportune per avanzare con i propri programmi di sviluppo. Nel concreto, quindi, il nostro Confidi accoglie e ascolta le esigenze dell'impresa,
a seconda poi dei casi proporrà un finanziamento diretto o un'operazione bancaria. Il nostro Confidi infatti eroga dei finanziamenti diretti al pari di una banca alle ditte socie. Viene fatta in tempi molto rapidi una pratica in cui viene valutata la proposta e altrettanto velocemente poi si procede con l'erogazione. In questo momento beneficiamo di fondi della Camera di Commercio di Padova, per esempio, per cui possiamo erogare finanziamenti con una buona scontistica. Inoltre possono essere fatti finanziamenti ponte in attesa dell'erogazione di bandi o di fondi da parte della regione, da parte dello Stato. Possiamo erogare questi finanziamenti che fanno da ponte, quindi con una stretta collaborazione con l'ufficio bandi di Ascom. Poi nel caso l'operazione sia più corposa, Fidimpresa, una volta identificata la banca con cui andare a fare l'operazione, propone alla banca stessa un'ipotesi. La banca, che ha necessità di garanzie ora come mai prima, accoglie più favorevolmente una pratica accompagnata dalla garanzia di un Confidi, perché questa garanzia comporta un miglioramento del rating e quindi un minor rischio per la banca e quindi minori accantonamenti che la banca deve fare su quell'operazione. Un miglioramento del rating inoltre comporta anche un miglior commissionale applicato alla ditta stessa. Quindi il beneficio dell'intervento di un consorzio di garanzia si esprimerà proprio nell'accesso al credito, nella possibilità di accesso al credito, ma anche nella possibilità di ottenere un pricing migliorativo. Infine, non per importanza, Fidimpresa eroga anche delle fideiussioni dirette. È il caso delle fideiussioni richieste dal proprietario del Muri per l'affitto oppure per le forniture di merce, quindi fideiussioni richieste da fornitori. Vi lascio qualche numero per capire un po' la nostra realtà. Nella filiale di Padova abbiamo erogato negli ultimi 3 anni circa 800.000 euro di finanziamenti diretti di cui vi ho parlato e stiamo garantendo le banche in operazioni per un valore di 17.400.000 euro. Complessivamente invece il Confidi nelle varie filiali ha 18.300 associati, ha erogato finanziamenti diretti per 7.300.000 euro e garanzie alle banche per un totale di 340 milioni di operazioni, questo tra fidi a breve, finanziamenti e mutui. Quindi numeri di tutto rispetto che appunto sottolineano come Fidimpresa sia una cooperativa la prima del sistema Confcommercio e Confturismo. Per i contatti vi lascio il mio numero che è 049 80 70 854 o il cellulare 388 11 89 865 e la mia email che è serena.dalbello@fidimpresaveneto.it. Ora lascio quindi la parola ai 2 case history e rimango a disposizione per eventuali domande che mi vengano poste alla fine. Grazie e buona continuazione. Grazie anche a Serena Dalbello, esaustiva, d'accordo anche nei dati che hanno inquadrato un po' l'operatività di Fidimpresa e Turismo Veneto. Adesso passiamo alle testimonianze, la parte ovviamente anche più interessante di questo incontro, e cominciamo con Francesca Isnardi, che è Marketing Manager di Expense Reduction Analyst. Prego Francesca. Buongiorno a tutti, ben trovati innanzitutto, sto condividendo le mie slide, spero che si vedano, in caso contrario fatemi sapere. Bentrovati, dicevo, io sono Francesca Isnardi, Marketing Manager di Expense Reduction Analyst. Vorrei approfittare per qualche informazione di presentazione della nostra realtà. Expense Reduction è una società di consulenza, quello che gli inglesi chiamano un franchising per colletti bianchi. Siamo presenti a livello internazionale e esperti, specialisti nella gestione
dei costi e dei fornitori. Expense Reduction Analyst è stata fondata nel 92 nel Regno Unito, oggi opera in oltre 40 paesi con un network di più di 700 consulenti. I nostri consulenti sono esperti, sono specialisti che nel corso del loro percorso professionale hanno maturato delle esperienze, delle competenze che oggi mettono a disposizione delle aziende clienti con l'obiettivo di efficientare, ottimizzare i processi di acquisto e i processi di fornitura. L'obiettivo è quello di individuare dei risparmi, quindi liberare delle risorse che l'azienda cliente può poi reinvestire in quelle che sono le sue attività strategiche, il suo core business. Dicevo prima che i consulenti sono degli esperti. Beh, è vero, oggi operiamo in oltre 40 categorie di costo. Qui vedete alcuni esempi delle nostre aree di competenza per farvi capire sostanzialmente di che cosa stiamo parlando. Si tratta di costi indiretti, quelli che a volte nelle aziende sono un po' più trascurati perché c'è meno tempo, ci sono meno risorse, meno competenze specifiche, dal momento che i team degli uffici acquisti, i team di procurement sono focalizzati evidentemente su quelle che sono le attività più strategiche, ed è qui che ovviamente entriamo in gioco noi a sostegno, i nostri consulenti a sostegno proprio delle aziende clienti. Come ci proponiamo, diciamo, dal punto di vista proprio dell'approccio sul mercato? Beh, evidentemente l'esperienza ormai trentennale ci ha consentito di dar vita a una metodologia comprovata, messa a disposizione dei nostri clienti, e ovviamente il fatto di avere un network di più di 700 persone che sono esperte e competenti in molte categorie di costo diverse ci consente di mettere a disposizione delle aziende clienti anche il nostro know-how, il nostro bagaglio di conoscenze, la conoscenza proprio dei vari settori del mercato. Noi ci occupiamo a 360 gradi di forniture di beni e di servizi, quindi dal processo all'organizzazione, la contrattualistica, i prezzi, e possiamo trasferire queste informazioni, questa business intelligence ai nostri clienti che dal canto loro non corrono dei rischi e non sostengono dei costi particolari collaborando con ERA, perché il nostro business di fatto si autofinanzia e noi condividiamo il successo del nostro progetto di ottimizzazione con il cliente, nel senso che il guadagno per i nostri consulenti è generato proprio dal risparmio individuato tramite i progetti di ottimizzazione dei costi. Quindi se il risparmio è zero, il guadagno del consulente è zero. Laddove il risparmio sia invece generato, questo viene condiviso al 50%. Il 50% rimane in azienda e quindi reinvestito, come dicevo prima, e il restante 50% viene distribuito tra i consulenti che hanno lavorato insieme al cliente. Perché ho detto consulenti al plurale? Beh, oggi non abbiamo evidentemente tempo di entrare nel dettaglio di quello che è il nostro modello di business e la nostra metodologia, però c'è un elemento che mi piace condividere oggi con voi, che è quello della collaborazione. Ho usato il plurale perché in effetti è un team quello che lavora insieme all'azienda per ottimizzare i costi. Vedete qui infatti che più del 90% dei nostri progetti a livello globale vengono realizzati proprio in collaborazione, in joint venture, quindi un consulente acquisisce un cliente e a quel punto costituisce il team di
esperti che andrà ad operare in sinergia con il cliente, perché il nostro non è un modello di consulenza, diciamo, fisso, prestabilito, sempre uguale a se stesso, ma l'obiettivo è proprio ascoltare le esigenze del cliente e riuscire a offrire delle soluzioni personalizzate. Quindi a seconda del cliente cambierà il team e cambieranno ovviamente anche le categorie di costo in analisi. Quindi i consulenti insieme condividono l'attività, condividono la responsabilità, il successo e poi eventualmente chiaramente anche i guadagni dalla loro attività. Ma cosa succede a un candidato che decide di entrare nel network e diventare un consulente di ERA? Innanzitutto, giusto per darvi un'idea, senza entrare eccessivamente nel dettaglio, alcune informazioni relative al nostro pacchetto di franchising. Noi abbiamo un pacchetto standard che prevede un investimento iniziale di 59.900 euro che ovviamente dà accesso all'utilizzo del marchio, a un percorso di formazione, un percorso di coaching e poi un supporto continuativo dal punto di vista dell'operatività, del supporto IT, marketing e ovviamente la possibilità di collaborare con il network. Ma da un anno a questa parte, per rispondere alle esigenze del periodo Covid, abbiamo un pacchetto alternativo che sostanzialmente ridistribuisce l'investimento, abbattendo quello che in un momento di crisi può essere visto come l'ostacolo principale, cioè l'investimento iniziale, che viene ridotto e poi, come dicevo prima, ridistribuito perché cambiano le royalties sul fatturato. Dicevo prima che il nostro è un network di specialisti, di esperti, quindi è senz'altro vero che chi entra nel nostro network arriva già con un suo bagaglio di esperienze. Molti dei nostri consulenti sono manager che hanno magari diversi anni di esperienza, ma è anche vero che molte delle competenze e delle esperienze che sono chiave per il successo dei nostri consulenti vengono maturate dall'ingresso, dalla firma del contratto di affiliazione in avanti. Perché? Perché c'è una struttura a disposizione del consulente che aiuta il consulente ad avviare la propria startup e poi ovviamente a sviluppare continuativamente la propria attività. Sono tante fasi diverse, dall'onboarding, che è proprio il momento iniziale di presentazione al network, a 2 settimane di training focalizzate sull'apprendimento della metodologia ERA, le tecniche di acquisizione di clienti e le tecniche di delivery di progetti di analisi, e poi ciò che viene dopo il training, che è un percorso di coaching che viene portato avanti proprio in collaborazione con dei coach professionisti, insieme anche poi a un team a supporto della generazione di lead, delle attività di vendita e di marketing, e ancora più prezioso e più importante il supporto dei nostri mentor, cioè consulenti più senior, diciamo, che sono nel network da più tempo, che in qualche modo prendono sotto la propria ala protettrice i nuovi consulenti e cominciano un percorso di coinvolgimento, di ingaggio nell'attività di consulenza, ma anche e soprattutto di trasferimento di esperienze, conoscenze e competenze che poi sono chiave per il successo del consulente. Ricordate prima, dicevo quanto è importante la collaborazione nel nostro network, e questo è un altro esempio. Ma per focalizzarmi su quello che ovviamente è il tema del nostro webinar, ho pensato di raccogliere alcune informazioni, alcuni feedback, quelli che sono i motivi che i professionisti che entrano nel nostro network ci raccontano quando decidono di firmare il contratto di affiliazione, soprattutto quelli che sono i feedback che riceviamo dalle professioniste che entrano nel nostro network. È chiaro che la maggior parte dei nostri consulenti
entra nel network perché decide di avviare un'attività in proprio. Molti, come dicevo prima, sono manager, quindi vengono da una carriera aziendale, una carriera corporate, ma sono in un momento di transizione o sono comunque in un momento in cui sono stanchi delle dinamiche aziendali e vogliono prendere in mano il proprio destino. Quindi sicuramente avviare un'attività in proprio è uno dei motivi più diffusi, ma ci raccontano soprattutto le nostre affiliate che ci sono due elementi in particolare che fungono proprio da spinta verso la decisione. Da un lato è la possibilità di avviare un business in proprio, ma limitando il rischio imprenditoriale, e questo è un po' parte proprio del mondo franchising. È chiaro che è molto più semplice costruire e avviare un'attività di consulenza con alle spalle una struttura e un'esperienza trentennale e un network di altri 750 e oltre consulenti, rispetto a avviare un'attività di consulenza in proprio da soli e andare col proprio bigliettino da visita a suonare il campanello delle aziende. È chiaro che è molto diverso. Ma è anche vero che a spingere molte delle nostre professioniste ad entrare in ERA è la flessibilità del nostro modello di business e il fatto che i costi di gestione sono molto bassi. Non c'è nessun obbligo, infatti, di aprire un ufficio, uno studio, e nemmeno di selezionare del personale. I nostri consulenti lavorano in autonomia, lavorano da soli, tra l'altro hanno anche, proprio per come è il nostro modello di business, poca necessità di essere fisicamente in azienda dal cliente, quindi di fatto lavorano da casa, in pieno totale controllo del proprio tempo. Quanti di loro ci raccontano che la qualità della vita è cambiata completamente ora che possono lavorare dal proprio giardino di casa, ok? E quante delle nostre affiliate donne ci raccontano di quanto la loro qualità della vita è migliorata lavorando in ERA e potendo gestire in totale controllo il proprio tempo e quindi scegliere di dedicare qualche ora al giorno ai propri figli. Molte delle nostre consulenti sono mamme, o comunque alla propria famiglia, alla casa, ma anche agli hobby, a delle attività che non sono per forza di natura professionale. Mi viene in mente una nostra affiliata, consulente ERA da qualche anno, che ha approfittato del periodo Covid per iscriversi a un master dell'Università di Cambridge in sostenibilità. Quindi ha comunque avuto la possibilità non solo di sviluppare la propria attività, ma anche di continuare un proprio percorso di crescita e di sviluppo personale. Inevitabilmente c'è anche proprio fra i motivi il desiderio di una svolta, a volte anche di una rivalsa. Lo sappiamo che ci sono situazioni nella vita aziendale in cui magari capita alle professioniste di rendersi conto, di vedere che ci sono i colleghi che hanno dei percorsi di carriera più facili o più veloci. E quindi una scelta di questo tipo diventa anche un po' l'opportunità per mettere a frutto le proprie capacità, le proprie esperienze, staccandosi, allontanandosi da queste dinamiche. Mi viene in mente un altro esempio di una affiliata, una nostra consulente che è entrata nel network lo scorso anno, che ha lasciato questa tipologia di dinamiche aziendali di cui non era più soddisfatta, e proprio tra l'altro in pieno primo lockdown, quindi molto coraggiosamente ha lasciato l'azienda, ha deciso di entrare nel nostro network dicendoci proprio che almeno era nella condizione di essere al 100% responsabile del proprio lavoro, ma soprattutto al 100% responsabile dei propri successi. Sicuramente è anche vero per le nostre professioniste donne, come già un po' accennavo prima, che il bilanciamento vita-lavoro
è uno dei motivi principali per entrare nel nostro network. Quel discorso della flessibilità e della gestione del tempo effettivamente è fondamentale. Le nostre consulenti, ma anche i nostri consulenti uomini ovviamente, sono dei veri smart worker, non fanno quello che facciamo noi da quando c'è il Covid, che è l'home office, ma loro sono veramente smart worker nel senso che decidono in totale autonomia quando lavorare, come lavorare, da dove lavorare e per quanto tempo. E quindi è chiaro che questo consente poi di andare a realizzare questo equilibrio che per noi spesso è molto difficile realizzare. Una delle consulenti che sono entrate nel nostro network l'anno scorso, per esempio, ha fatto una scelta proprio di bilanciamento da questo punto di vista. Lei viveva negli Stati Uniti da 10 anni e ha deciso di rientrare in Italia ed entrare nel nostro network perché aveva una necessità di natura personale, voleva rientrare nella sua città natale, stare vicino alla sua famiglia e perseguire dei suoi obiettivi personali. L'opportunità di ERA le ha consentito di fare questo, ma allo stesso tempo le ha consentito di mettere a frutto quel bagaglio di importantissime, preziosissime esperienze che aveva maturato con 10 anni di vita e di carriera all'estero, tra l'altro in un settore, quello dei trasporti, che per noi è molto importante. La categoria trasporti è una di quelle maggiormente richieste dalle aziende e che per noi è più strategica. Quindi di nuovo un esempio di incredibile bilanciamento. Ma di esempi ce ne sarebbero in realtà molti altri, anche esempi che vengono dall'estero. Penso a molte donne, questo capita soprattutto negli Stati Uniti, che decidono di entrare in ERA insieme al marito, quindi di fatto danno vita a un business familiare in cui poi si organizzano e gestiscono l'attività, si ripartiscono i compiti. Ma mi vengono anche in mente esempi di donne giovani molto coraggiose che hanno avviato per la prima volta il business di ERA in paesi dove non eravamo presenti, e questo è capitato spesso anche e soprattutto negli ultimi 12 mesi. Penso per esempio a paesi tra l'altro con situazioni neanche molto semplici, non paesi del primo mondo per intenderci, ma penso per esempio alla Giamaica, alla Repubblica Dominicana, al Paraguay, paesi dove negli ultimi 12 mesi delle professioniste, tra l'altro molto giovani, sotto i 40, hanno deciso di avviare per la prima volta questa attività e stanno quindi testando e preparando il mercato in modo che altre professioniste e naturalmente anche altri professionisti possano avviare il loro business di consulenza ERA in questi paesi per la prima volta. È chiaro che quello che a noi come ERA, come franchisor, interessa moltissimo è che le nostre professioniste possano trovare una condizione favorevole al loro percorso di crescita e di sviluppo. Ci sono anche delle iniziative all'interno del nostro mondo che sono proprio volte al benessere delle nostre consulenti. Mi viene in mente, sempre come esempio, un'iniziativa del mondo ERA di lingua ispanica. Noi siamo molto presenti in Spagna, in Centro America e in Sud America, dove una volta ogni 2 mesi viene organizzato un meeting dedicato esclusivamente alle donne professioniste del nostro network, che è un'occasione di confronto, di dialogo, di trasferimento anche di competenze, di condivisione di successi, criticità, proprio per trovare, diciamo, una voce comune e soprattutto trovare degli spazi in cui continuare a crescere e a trovare anche delle soluzioni alle proprie sfide quotidiane. E questo è sicuramente importante soprattutto per 2 trend sostanzialmente che stiamo vedendo. Sapete forse che il mondo della consulenza è tradizionalmente un mondo maschile, però questi ultimi mesi, questo ultimo periodo Covid sta cambiando un po' la realtà. Noi l'anno scorso abbiamo inserito per esempio 8 nuovi consulenti in Italia, 2 di questi sono donne,
e stiamo ricevendo moltissima attenzione, quindi abbiamo moltissime candidate all'affiliazione che sono donne, proprio per quello che si diceva prima, no? La situazione attuale, la crisi, la perdita del lavoro, la necessità di trovare alternative ha interessato sicuramente di più le donne rispetto agli uomini. Ma è anche vero che noi abbiamo un business e ci occupiamo di un'attività, quella dell'ottimizzazione dei costi, che è una priorità assoluta per le aziende di oggi. Le aziende che vogliono continuare a combattere la crisi e costruire il proprio futuro inevitabilmente dovranno affrontare il tema dell'ottimizzazione dei costi. Lo possono fare da soli internamente, possono rivolgersi a un consulente interno, non cambia nulla, in realtà rimane comunque una priorità. Va da sé che per noi è quindi fondamentale continuare ad estendere, espandere il nostro network e continuare a cercare esperienze, competenze che ci consentano di continuare a rispondere alle domande delle aziende impegnate ad affrontare questi periodi di incertezza e soprattutto ci consentano di continuare a offrire alle aziende le soluzioni di cui hanno bisogno. Io mi fermerei qui, ovviamente rimango a disposizione per approfondire meglio quanto presentato finora, sia in caso di domande in chiusura di questo webinar, ma chi desiderasse approfondire naturalmente rimango disponibile anche oltre al nostro webinar. E grazie intanto per l'attenzione. Grazie a Francesca Isnardi. E ora la volta di Roberta Vanzetto, che è responsabile marketing di Zooplanet. Prego. Buongiorno a tutti e sono felicissima di essere in questo webinar in quanto per me l'imprenditoria femminile è molto importante. Io ho aperto la prima azienda a 20 anni qui in Brasile ed è per questo che continuo a viaggiare Italia-Brasile, anche se la mia primaria attività è quella comunque legata all'Italia per i brand TecnoZoo, Equiplanet e Zooplanet di cui parleremo oggi, che sono realtà soprattutto italiane. Quindi vi condivido lo schermo. Fatemi sapere se si vede a schermo intero, se non si vede. Zooplanet non è solo la storia di un'azienda, ma è la storia anche di una passione, perché comunque quello per il quale è nato è la nostra passione, il nostro amore per gli animali. Io da piccola volevo aprire uno zoo, le cose non sono andate propriamente così, però ci siamo vicini. Diciamo che lavoro anche per Zooplanet. Zooplanet è un'azienda che nasce nel 1996 occupandosi di direttamente distribuzione in Italia da vari produttori internazionali di prodotti altamente tecnologici e avanzati per quanto riguarda il settore dei piccoli animali. E è un'azienda che nasce comunque dalla storia imprenditoriale della famiglia Vanzetto, che è anche la mia famiglia, che comincia negli anni '80 con la produzione di alimenti per la zootecnia con il brand TecnoZoo. Il brand Zooplanet all'inizio è partito con l'apertura dei nostri negozi diretti di proprietà e poi si è evoluta con la decisione di diventare una catena in franchising per riuscire a condividere comunque tutto quello che stavamo imparando anche con altre persone che avessero il nostro stesso sogno, che è quello comunque di essere imprenditori di successo, imprenditrici di successo. Quindi noi offriamo all'interno dei nostri negozi tutta una serie di prodotti per gli animali domestici e tutta una serie di servizi e consulenze per la salute e la felicità dei nostri piccoli animali. E come dicevo, la passione è al centro, cioè la cosa bella di lavorare in Zooplanet è che si vive tutti i giorni quella che è la passione per gli animali, la passione per il nostro lavoro e quanto i nostri esperti ci tengano affinché gli animali stiano bene e con questo trasmettino ai loro padroni comunque anche tutta la felicità per il quale loro fanno compagnia. Quindi noi offriamo alla nostra clientela, ai nostri negozi affiliati, corsi di formazione, la presenza di esperti e uno scambio dinamico di idee all'interno della catena. La cosa bella di essere in franchising è che appunto si crea
una sinergia delle idee tra negozianti, perché essere imprenditori non è facile, essere imprenditrici non è facile, e il fatto di farlo insieme, il fatto di farlo all'interno di una catena di franchising divide le difficoltà, perché comunque sei insieme a persone che da 20 anni, 25 anni sanno quello che fanno, sanno che problemi avrai al momento dell'apertura, al primo anno di attività, al secondo, terzo e così via, e quindi sono preparati per risolvere problemi che da solo dovresti sbattere più volte la testa per riuscire a risolvere. Quindi assolutamente io sono molto molto entusiasta della forma di franchising, perché permette di imparare da persone che il successo ce l'hanno già avuto, senza dover per forza creare nuove strade. Quindi la nostra mission è proprio questa, quella di offrire a chi vuole avviare un'attività imprenditoriale nel mondo degli animali domestici le migliori opportunità del settore, tutto il know-how e tutti gli strumenti che servono per avere successo. E ovviamente mettiamo in primo posto i nostri veri clienti, che sono gli animali, quindi per noi è importantissimo offrire agli animali e ai proprietari di animali domestici un assortimento completo, diversificato, moderno, chiaramente in tendenza con quelle che sono le richieste del consumatore, ecologiche, biosostenibili e così via, in un ambiente che è il negozio, gradevole e con un professionista che aiuti alla risoluzione di eventuali problemi che si hanno con gli animali domestici. Dove siamo? Siamo presenti praticamente in tutta Italia, il nostro è un business italiano e che vuole rimanere italiano, e in questo momento ci sono 36 punti vendita e ne stiamo aprendo alcuni anche quest'anno. Volevo portarvi alcune case history di donne di successo che fanno parte della nostra catena. Ce ne sono anche altre, abbiamo scelto queste perché nel periodo Covid comunque si sono dimostrate particolarmente di successo, avendo un incremento e avendo risultati ottimi. Quindi vi presento Maria Luigia di Zooplanet Potenza, che è una persona estremamente perseverante, costante e paziente, è affiliata da 4 anni e sta andando estremamente bene. Lisa, che è la signora al centro, che fa parte del negozio di Zooplanet Bracciano, è la proprietaria ed è una persona determinata, lungimirante, creativa. E è da 6 anni affiliata e sta dando un contributo a livello di idee alla catena molto importante. E Daniela, che è la persona invece a destra di Zooplanet Scandicci, che è una persona estremamente cordiale, precisa, empatica ed è affiliata da 3 anni con noi. E ci sono anche altre case history e abbiamo messo le caratteristiche che le contraddistinguono, perché pensiamo che per essere imprenditori bisogna soprattutto avere caratteristiche umane che permettono l'espansione dei prodotti di un business e che siano comunque persone che possano aiutare i clienti ad avere quello di cui hanno bisogno. Faccio un focus sullo scenario 2021, perché in momenti di crisi comunque si creano opportunità e nel caso del pet il momento Covid comunque ha creato delle opportunità, nel senso che l'effetto lockdown ha generato un aumento dell'acquisto di piccoli animali, perché appunto comunque il bisogno di affezione, il bisogno di compagnia in un momento dove siamo tutti isolati, distanti l'uno dall'altro, ha creato un acquisto di oltre 3,5 milioni di animali e comunque una previsione di acquisto di 4,8 milioni. Quindi comunque è un mercato in crescita, già era un mercato enorme prima del lockdown, prima della pandemia, perché già nel 2019 parliamo di oltre 60 milioni di animali, perché 60 milioni di animali in Italia sono quelli censiti, ma non essendoci un'anagrafe precisa sono molti di più. Quindi è un mercato in crescita che continuerà a crescere con questa pandemia ha avuto un incremento notevole. Quindi il mercato di pet food va a gonfie vele anche nel 2021 e ho messo questa frase che dice: la nuova normalità, meglio affrontarla insieme ad un amico a 4 zampe, perché in effetti è stata la scelta di moltissimi italiani.
E l'investimento per quanto riguarda Zooplanet parte da 49.900 euro più IVA, del quale 9.900 sono una fee d'ingresso e invece 40.000 sono una fideiussione bancaria. Poi ci sono alcuni altri costi collegati, come scafallature, alcune opere edili, del quale però siamo disponibili per tutta la descrizione dei dettagli con la nostra responsabile franchising per chi fosse interessato. Che cosa offre la catena? Innanzitutto l'utilizzo del marchio Zooplanet, che comprende tutto il know-how che c'è dietro, cioè comprende tutto quello che abbiamo imparato nei nostri 25 anni di esperienza, comprende tutta la strategia di apertura, quindi l'analisi della zona, la ricerca della location, l'esclusiva di zona nel momento di apertura di un negozio, la formazione per apertura di almeno 10 giorni in un altro punto vendita per capire come funzionano le cose, personale esperto che affianca il negoziante, e le forniture dei prodotti sono in conto vendita all'inizio per poter aiutare l'avviamento dell'attività e non creare problemi del tipo venderò o non venderò questo prodotto. E diamo tutto il supporto alle pratiche burocratiche, all'acquisto di attrezzatura, all'acquisto di software, hardware, software cassa, tutto quello che può essere necessario all'interno di un negozio. Offriamo tutta la consulenza marketing, facciamo noi molti lavori marketing, offriamo un pacchetto pubblicitario all'apertura, le divise dello staff, tutto lo sviluppo di iniziative marketing come può essere l'anniversario del negozio, le promozioni e i volantini, tutto quello che serve per avere un negozio di successo, e comunque non limitiamo nella scelta individuale di ciascun negoziante se vuole fare dell'attività marketing per conto suo. Aiutiamo anche nella parte di analisi del conto economico, perché comunque avere un negozio non è semplice, quindi ci sono tante cose da sapere, tante informazioni da analizzare, e noi abbiamo consulenti che aiutano a fare questo. Poi offriamo comunque tutti i prodotti che sono all'interno del negozio, che sono circa 50.000 referenze, e tutta l'analisi dei dati anche dei clienti fidelizzati, premi a raggiungimento obiettivi e comunque un'assistenza e una formazione continua per quello che è lo sviluppo del negozio o dei negozi. Come vediamo il futuro? Oltre all'incremento del mercato del pet che abbiamo nominato, vediamo chiaramente un incremento dei punti vendita, dovuto comunque anche a questo mercato e anche alle innovazioni che stiamo facendo. Vediamo una ricerca di prodotti sempre più innovativi e sempre più legati alle richieste e alle nuove necessità del consumatore di oggi, che sono sempre più ecologiche, che sono sempre più biosostenibili. Stiamo facendo grossi investimenti nel marketing digitale, in quanto questa è l'era, quindi assolutamente è necessario lavorare moltissimo su questo, e stiamo creando un negozio che sia sempre più digitale. Stiamo introducendo delle tecnologie in modo che il negozio sia un mix tra digitale e fisico. Quindi, ad esempio, stiamo proponendo dei totem che possono all'interno del negozio creare delle attività virtuali, come il fare il selfie con determinate cornici, come il poter ordinare prodotti che non sono presenti a negozio e così via. E nel nostro futuro sarà importantissimo comunque l'analisi dei big data per poter vedere come si muove il mercato, quali sono le scelte dei nostri clienti, e chiaramente l'intelligenza artificiale per il supporto di tutto quello che è la vendita, di tutto quello che sono le necessità all'interno del negozio. Quindi noi lavoriamo su tutti questi punti e vendiamo e assistiamo i nostri negozianti affiliati con praticamente tutto già fatto, quindi tutta la parte di sviluppo è a carico nostro e offriamo una soluzione già pronta, testata, ottimizzata, che non generi dei costi di apprendimento. Vi lascio i contatti della nostra responsabile del franchising per chi fosse interessato in conoscere meglio la nostra realtà, e potete seguirci nei social per poter scoprire di più di quello che sono i nostri negozi, e chiaramente se avete un cane o un gatto potete direttamente acquistare nel punto vendita più vicino oppure online. Quindi con questo io concludo e vi ringrazio tantissimo per l'attenzione
e avanti tutta donne, che il mondo dell'imprenditoria è estremamente bello, estremamente complesso, ma merita lo sforzo e assolutamente vale la pena farlo. Potete contattare anche me, Roberta Vanzetto, nei social, sono presente su Instagram, Facebook e LinkedIn, se volete consigli di qualsiasi tipo, anche non per forza legati a Zooplanet, ma nel mondo dell'imprenditoria femminile sono particolarmente sensibile in quanto lo sono da vari anni. Grazie, grazie anche a Roberta Vanzetto, soprattutto anche per l'annuncio finale. Direi un attimo, magari prima di chiudere e passare poi la parola a Silvia Zanellato per qualche comunicazione finale, chiederei un attimo a Cogliati se ha un commento finale di questa, diciamo così, di questa oretta, perché siamo proprio un'ora precisa, quasi svizzeri nel nostro modo di operare. Prego, Cogliati. Beh, io credo che abbiamo avuto assolutissimamente la dimostrazione che le donne in questo mondo, in questa linea di business, all'interno di questi mercati, devono rigorosamente avere più spazio, perché sono state brave, perché le persone che abbiamo scelto all'interno della nostra associazione si sono distinte sia per la commercializzazione di servizi come nel caso di Francesca, che di prodotti come nel caso di Roberta, e hanno evidentemente creato quel valore aggiunto di cui facevamo menzione prima. E non mi resta evidentemente che associarmi a quello che è stato detto, avanti tutta con le donne, perché c'è evidentemente ancora margine e spazio. E non mi rimane che ringraziare Silvia, sicuramente Silvia Zanellato, sia anche Silvia Dell'Uomo, sia anche Serena Dal Bello, oltre ovviamente a Francesca e a Roberto, e anche la mia collega Marta Saibene, perché tutta questa, diciamo, organizzazione è stata fatta rigorosamente da donne. Senza il vostro supporto, il vostro aiuto e la vostra collaborazione, nulla di tutto ciò sarebbe potuto accadere, quindi grazie. Grazie Cogliati. Silvia Zanellato. Do un ultimo aspetto tecnico solamente legato al fatto che a tutti i partecipanti di oggi manderemo sicuramente i contatti dei referenti e quindi delle realtà che oggi hanno partecipato e sostenuto questo webinar, manderemo le slide che gentilmente ci hanno presentato le nostre due case history in modo da avere anche la traccia dei loro percorsi, nonché i contatti per approfondire questi contenuti. Manderemo poi un'ultima iniziativa perché proprio ieri è stato emanato un nuovo bando dedicato all'imprenditoria femminile su ambito nazionale, quindi anche un'apertura su tutto il territorio che riguarda le nuove imprese proprio che hanno una presenza giovanile e femminile o femminile, ecco. E quindi manderemo in allegato anche la brochure di presentazione di questo bando che prevede sia accesso a finanziamenti a fondo perduto che a finanziamenti a tassi agevolati fino addirittura al 90% dell'ammontare degli investimenti. Quindi troverete alcune specifiche di questo bando e soprattutto anche i riferimenti del nostro ufficio tecnico in modo che questioni, dubbi o anche analisi di fattibilità rispetto alle imprese che si intendono aprire possano essere valutati insieme. Ringrazio ancora tutti gli ospiti e speriamo di procedere presto a altri eventi di questa portata. Grazie ancora a tutti. Grazie Silvia. Chiusura, semplicemente per i saluti e i ringraziamenti. Ricordo che sono stati con noi Alberto Cogliati, segretario generale di Assofranchising, Silvia Dell'Uomo, vicepresidente dell'Ascom Confcommercio di Padova, Serena Dal Bello, referente di Fidimpresa e Turismo Veneto, Francesca Isnardi, marketing manager di Expense Reduction Analyst, e Roberta Vanzetto, responsabile market di Zooplanet. Ringrazio tutti per la cortese attenzione. 1 ora e 3 minuti, bravissimi, grazie ancora e buon pomeriggio a tutti. Arrivederci, grazie a tutti. Grazie, arrivederci.